Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Trionfo rosa a Dublino. La giovane Italia Under 23 vince il titolo europeo di cross con Nadia Battocletti e quello a squadre davanti a Francia e Gran Bretagna. Nella capitale irlandese, dove tra i maschi dell'Under 23 non c'era Samuele Della Pietra, frenato da una frattura scomposta al metatarso, una bella soddisfazione per i nostri colori è arrivata dalla debuttante cordenonese Under 20 Ilaria Bruno. La dominatrice della stagione italiana si è classificata 16ª, recuperando 11 posizioni nell'ultimo giro, a 21 secondi dalla vincitrice Megan Kate della Gran Bretagna. Non va bene invece sui 10 km della gara assoluta maschile a Yeman Crippa, dove erano riposte fondate speranze di medaglia. L'azzurro è costretto a fermarsi a un paio di chilometri dall'arrivo a causa di un problema fisico che non gli ha permesso di completare la prova vinta dal norvegese Jakob Ingebrigtsen. La domenica dei Crippa non era cominciata bene nemmeno per il fratello Neka, fuori dai giochi per un lieve malessere avvertito nella notte e costretto a rinunciare alla prova. Italia ottava con la staffetta mista di cui faceva parte la triestina Joyce Mattagliano nella prova vinta dalla Gran Bretagna. Saltata l'edizione 2020 causa Covid, nella giornata dedicata alla Beata Vergine Maria è tornato il cross del Monte di Buia. L'Atletica Buia Treppo Grande ha riproposto questo impegnativo banco di prova per le categorie assolute della FIDAL, per capire quali e quanti saranno i protagonisti regionali di una stagione crossistica che con il mese di gennaio, Covid permettendo, riprenderà a pieno regime. Temperature rigide e partecipazione ridotta per una gara che ha comunque dato risposte tecniche importanti perché era questa la prova d'esordio per il cross in provincia di Udine. Gli junior hanno aperto le ostilità con la manche a loro riservata di 7 km assieme alle categorie assolute femminili. Leonardo Fontanotte, Federico Cernaz, mezzofondisti della Trieste Atletica di Roberto Furlanic, hanno tagliato il traguardo assieme dopo 28,55 dal via. Terza posizione per Andrea Lamparelli, Atletica Malignani Libertas, in 30 minuti e 39. Tra le donne si è affermata con autorità in 30 minuti e 31 la favorita etiope Volkeba Asmerawol Bekele della Podistica Torino, ma va sottolineata l'ottima performance di Arianna Del Pino dell'Atletica Buia, seconda in 31 e 11 dopo una partenza controllata e una tambureggiante parte finale. Terza posizione per la veneta Elisa Gullo del GS Quantin Alpen Plus in 31 e 31. Dalla quarta alla decima posizione troviamo poi Caterina Stenta, Trieste Atletica, Samantha Mattiussi, Malignani Libertas, Jessica Calaz, Atletica Buia, Francesca Gariup e Federica Modesto, Malignani Libertas, Irene Palazzi, Podisti Cordenons e Veronica Molaro, Atletica Buia. Ascoltiamo Arianna Del Pino e Jessica Calaz al termine della loro fatica. Ma sì, la gara ha fatto una bella gara, insomma mi è anche piaciuta, il percorso mi piace, è abbastanza duro perché ci sono cambi di ritmo, curve, salitelle, quindi è abbastanza duro, però sono riuscita ad andare in progressione e quindi è andata bene, sì, sono contenta. Adesso mi sa che si va a gennaio ai cross sia CSI che FIDAL, a fine gennaio, metà gennaio, e poi inizia la stagione dei cross. Sì. Adesso stiamo preparando per gli italiani di cross sempre per marzo, quindi abbiamo ancora un po' di tempo e quello è il primo obiettivo importante e dopo si penserà alla pista. Qualche gara CSI magari? Sì, sicuramente perché sono più corte, quindi servono soprattutto per far girare la gamba, sono molto più agili e sicuramente le farò. Beh, gara di casa, quindi diciamo io sono della società organizzatrice, quindi non si poteva mancare, siamo stati graziati dal tempo, almeno stamattina, la temperatura era un po' rigida, però dai, diciamo che come primo cross non c'è male, siamo temprati per quelli che ci saranno più avanti, sia CSI che FIDAL. Sì, il percorso era duro, a me personalmente piace perché insomma è un percorso vario, visto che comunque sì, mi piacciono anche le gare di corsa in montagna, quindi insomma dai, queste salite, queste discese erano divertenti e sì, immagino che sia stato insomma selettivo per tutti, però grande soddisfazione averlo portato a termine.
e bravissime tutte quelle che hanno partecipato. Il tuo impegno adesso col nuovo anno, sempre campestri? Sì, sempre campestri e poi vediamo magari anche qualche gara su strada, visto che insomma c'è stata la mezza di Palmanova la scorsa settimana ed è stata anche quella una esperienza insomma soddisfacente e divertente. Poi è toccato agli assoluti e master che hanno percorso più volte l'anello del tracciato per un totale di 10 km. Tobia Beltrame, Trieste Atletica, ha nelle gambe e nella testa una condizione invidiabile che gli permette di non guardare in faccia a nessuno. Il suo ritmo incalzante ha messo in ginocchio un atleta di spessore come l'etiope Damte Cascu Taye, Atletica San Biagio. 28 anni e personali interessanti, tutti staccati quest'anno. Taye ha rintuzzato l'atleta isontino fino a 2 giri dalla fine, quando, anche per il riacutizzarsi di un precedente infortunio, ha detto per oggi basta così, grazie, e si è ritirato. 35 minuti e 1 il tempo impiegato da Beltrame per aggiudicarsi il match, esattamente 30 secondi in meno del 20enne veneto Francesco Davia. GS La Piave 2000, categoria promesse, il terzo posto di Matteo Spanu, Malignani Libertasurine in 35-50 su una distanza e un tracciato non congeniali a lui e da considerarsi buono, come lui stesso dirà. Quarta e quinta piazza per Fabio Vicic, Trieste Atletica, e Daniele Galasso, Sportiamo. Se la sono cavata bene i ragazzi di Moreno Molaro, con il 6° posto di Fabio Stefanuti e il 7° di Alessandro Forte. Hanno completato la top 10 Dario Turchetto, Polisportiva Montereale, Mattia Tiberio, Trieste Atletica e Giacomo De Biasio, Polisportiva Montereale. Le impressioni di Beltrame e Spanu all'arrivo. Sono contento, gara dura muscolarmente, ma questo si sapeva. E 2 anni fa già era andata bene, a me piacciono questi percorsi un po' saliscendi, molto nervosi, quindi sono veramente contento. Ci tenevo a vincere oggi e sono contento che sia andata così. E correrò ancora qualche campestre nei prossimi mesi, forse ecco, il vero obiettivo potrebbero essere gli italiani di Trieste a marzo di cross, e poi, come avevo già detto le scorse settimane, mi piacerebbe correre su strada, insomma, e migliorare i personali su strada, e quindi vediamo, insomma, se capita qualche buona occasione sicuramente la coglierò. Questa gara è sempre una gara piacevole da fare, nervosa, impegnativa per le gambe. Io esordisco sempre così, con buia, e lo faccio con piacere. Oggi è andata bene. Era da un po' che non arrivavo così avanti in classifica relativamente, e sono felice anche di aver conquistato questo podio. Ovviamente la cosa più importante era chiudere bene, chiudere forte, non ho ceduto se non un po' nel finale, però è stata una bella prova. Sono felice di me stesso, dai, mi faccio i complimenti per una volta. Adesso vediamo se faccio ancora qualche gara su strada per il fine anno, così, ma a titolo di allenamento proprio. E sì, obiettivo societario, Casarsa, le solite gare che facciamo del circuito, e strada spianata verso marzo, mi pare che ci siano gli italiani e vedremo di dire la nostra. Le buone cose sono state queste, in fin dei conti può bastare. La consistenza dei numeri in fondo è relativa, perché una buona gara si pesa dal livello tecnico dei partecipanti, e questo aspetto non è venuto meno. Deve far riflettere però l'assenza di atlete della categoria juniores. È noto che il biennio 18-19 anni è quello in cui si registra il maggior numero di abbandoni, e medicine per debellare questo problema non se ne trovano in commercio. Questa gioventù a volte torna al campo o in palestra con l'avanzare degli anni, quando, in genere, conclusi gli studi, si stabilizzano i rapporti, gli affetti, e torna la voglia di respirare l'aria frizzante dei tempi andati. Vediamo vincitori e vincitrici di categoria. Promesse Arianna Del Pino e Francesco Davia.
M35 Elisa Gullo e Daniele Galasso, M40 Jessica Calaz e Max De Biasio, M45 Dario Turchetto, M50 Emanuela Snidaro e Michele Gotto, M55 Paola Grion e Giovanni Pascolo, M60 Paolo De Crignis, M65 Fulvio Vezzi, M70 Sereno Molinaro. Al presidente della società organizzatrice il commento finale. Sentiamolo. Eccoci, siamo alle ultime battute, a poco più di un mese di distanza da Faedis. Siamo contenti di questa gara che abbiamo organizzato oggi. Giornata fredda, clima ideale, tipico per un cross. Non tantissima partecipazione, ma di alta qualità. Possiamo stare, diciamo, discretamente contenti di questo risultato. Era la prima prova dell'anno a venire, diciamo un'anteprima per la stagione dei cross che proseguirà con le solite gare del mese di gennaio. Colgo l'occasione per ringraziare un po' tutte le persone che ci hanno dato una mano per allestire il percorso, per tutta la questione logistica, il supporto del comune che ci è sempre vicino e ci sostiene in queste manifestazioni che noi diciamo con regolarità, perché abbiamo avuto una pausa di un anno e abbiamo ripreso, insomma. Adesso il prossimo appuntamento qui a Buia, probabilmente stiamo allestendo assieme alle altre squadre, al comitato, un ritorno della Coppa Friuli. Penso sarà i primi giorni di giugno, quasi sicuramente. Ancora diciamo in lavorazione il calendario, però questo sarà il prossimo appuntamento che noi pensiamo di organizzare. E ora la parola a Greta Iuri per le ultime notizie. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Il pordenonese Andrea Moretton, miglior atleta europeo nell'off-road. Prestigioso riconoscimento per il 49enne runner di Budoia, tesserato per l'atletica Aviano, che LMA, European Master Athletics, ha insignito nei giorni scorsi del Best Master Award 2020-2021. Moretton arriva da un biennio da incorniciare e adesso è giunto anche il riconoscimento dell'Associazione Europea che governa l'attività degli over 35, che lo ha incoronato come miglior atleta europeo nel settore off-road, la corsa fuori strada. Coniugato con Claudia e padre di 4 figli, Andrea Moretton a settembre in Val Tramontina è giunto secondo assoluto e primo nella categoria SM45 ai campionati europei di trail. Il fondista interpreta il suo impegno nello sport a 360 gradi, perché è anche tecnico del settore giovanile dell'atletica Aviano. 24 per un'ora per sostenere Teleton. La scorsa domenica si è corso e camminato con il locale gruppo donatori di sangue di Campolongo Tapogliano. Si sono ritrovati in centinaia a Campolongo Tapogliano, altri hanno donato virtualmente un'ora dei loro impegni in giro per l'Italia e all'estero. La manifestazione si è svolta dalle 9 alle 15. Per 6 ore 10 squadre da 24 componenti hanno corso e camminato all'interno del centro sportivo di Via Europa Unita. Nell'area della manifestazione era presente uno stand per il test della glicemia. Grazie al supporto della Croce Rossa Italiana di Palmanova sono stati effettuati più di 70 controlli. Oltre 40 volontari hanno garantito la buona riuscita dell'evento, che è stato organizzato dal gruppo donatori di sangue Campolongo Tapogliano, presieduto da Fabiano Tomasin, da Sweet Team Anaid FVG, associazione presieduta da Luca Birri e Pedini della Notte, sodalizio guidato da Paola Tognon.